Siamo sempre qui a Rosolina, ma dopo vi spiego meglio le cose. Professor Paolo Sambo dell'Università di Padova, ma questa agricoltura allora è avantissima, è tecnologicamente proprio avanzata. Chi è che ha detto che i contadini sono indietro? Io non lo so chi lo abbia detto, so che qualcuno lo dice, però la giornata di oggi è proprio la dimostrazione, tutte le tecnologie che sono esposte qui non sono tecnologie sperimentali, sono tecnologie disponibili per le aziende. Forse dobbiamo ancora spingere un po' perché si diffondano di più, ma agricoltura, ma orticoltura di elevato livello tecnologico con utilizzo anche in aziende piccole di tecnologie all'avanguardia. Perché l'università insieme con enti come Veneto di Cultura poi va in quella direzione, quindi di portare l'innovazione. Assolutamente, ritorno al collegamento Università Veneto Agricoltura, ricerca, sperimentazione e divulgazione delle nuove tecnologie che non necessariamente sono solo il tubo nuovo o il drone, ma sono anche tecniche agronomiche innovative, quindi tutto il pacchetto viene reso disponibile da questa filiera di produzione di conoscenza. Senza fare nomi e cognomi, qua c'è una tecnologia che ti ha un po' di più impressionato? No, non una in particolare, tutte particolarmente interessanti, il problema sarà trovare la giusta collocazione per ogni tecnologia. Quando si parla di tecnologia non è un pacchetto che può essere preso e trasferito in ogni tipo di azienda in funzione, senza tener conto delle dimensioni dell'ordinamento culturale. Ce ne sono parecchie tecnologie che dovrebbero essere spinte proprio per convincere un maggior numero di produttori ad adottarle per raggiungere quella sostenibilità di cui parlavamo prima. Sì, poi ne parleremo, avremo qui anche le altre organizzazioni professionali agricole, prima abbiamo avuto la CIA, poi avremo sicuramente Confagricoltura e anche Coldiretti, a lui diremo però l'innovazione costa. Chi affronta questi costi? Assolutamente, io ci aggiungo il carico. La tecnologia costa, ma anche il prodotto sano e bello che otteniamo costa, per cui governo o enti pubblici devono aiutare l'agricoltura, ma anche il consumatore deve fare la sua parte. Non possiamo chiedere prodotti di qualità sostenibili, belli e poi pagarli esattamente allo stesso prezzo dei prodotti di scarsa qualità. Allora, grazie a Paolo Sambo, professor Paolo Sambo, che licenziamo, perché questo a proposito abbiamo allora qui da una parte i dottori agronomi e forestali, dall'altra, vieni passa dietro qua. No, vabbè dai, venite di qua, sì, ecco, allora abbiamo i periti, quindi qui abbiamo detto l'innovazione poi bisogna portarla, certamente chi ha un ruolo fondamentale, ecco, nel proporre e anche nel portare ovviamente all'imprenditore agricolo, l'ho detto prima contadino, l'ho detto volutamente perché secondo me non è un brutto termine, però per carità la cosa, parliamo di imprenditori agricoli, allora poi l'innovazione va portata a loro che devono fare tante cose, quindi anche l'aggiornamento non è semplice. Quindi allora Andrea Salvagnini è il presidente dei dottori agronomi e forestali della provincia di Rovigo, mentre invece Massimo Pezzuolo è il presidente dei periti, vedete c'è scritto qui del collegio dei periti agrari di Rovigo. Allora cominciamo subito. Qual è il vostro ruolo? Cioè, cosa fate voi nella vita e soprattutto cosa fate per il settore primario? Beh, sicuramente il nostro ruolo è un ruolo di consulenza e di attività a strettissimo contatto sia con le istituzioni che con le aziende agricole. Siamo diciamo, dei primi trasformatori dell'innovazione, nel senso che in qualche modo noi recepiamo gli elementi di innovazione e li trasformiamo, li spostiamo all'interno delle aziende e il nostro ruolo è proprio quello di fare l'ufficiale di collegamento fra la scienza e l'applicazione effettiva e questo è un ruolo importante, decisivo direi, ma anche molto difficile perché bisogna cercare di dare equilibrio anche a quelle che sono le attività che vengono oggi e le informazioni che vengono sviluppate. Abbiamo un mondo molto di divulgazione, molto di informazione e quindi bisogna selezionare le informazioni e saperle anche trasferire in modalità corretta e questo è un ruolo difficile oggi perché l'espansione dell'informazione non consente facilmente di definire quali siano effettivamente le strade che bisogna percorrere correttamente. Ecco, questo è un problema che avete anche voi come periti? Direi proprio di sì, il fatto stesso, come si è sentito dall'università, ma i colleghi agronomi, diciamo colleghi perché condividiamo diversi percorsi, e qui la velocità del cambiamento
ed è proprio il caso di dirlo, la velocizzazione delle informazioni devono veramente stare al passo con i tempi. Noi abbiamo una storia consolidata nei decenni scorsi come categorie di consulenza, però anche noi dobbiamo metterci in discussione e quindi aggiornarci con corsi di formazione, perché giustamente, ed è così, l'innovazione è talmente veloce che presuppone anche un aggiornamento anche di chi poi porta queste informazioni ai livelli, per così dire, operativi più bassi. Abbiamo visto delle tecnologie molto interessanti in questo centro, ben vengano queste iniziative perché ci rapportano con la realtà. Quindi tutto questo che se no altrimenti rimane un attimino estemporaneo deve essere portato alla realtà. Domani avremo le visite delle persone interessate a fare e poi come collegi, come gruppi professionali il nostro compito è divulgarlo, perché l'innovazione e la competitività delle aziende passa tramite l'innovazione. Certo, allora Massimo Pezzuolo vi ha detto appunto che qui domani ci sarà, come posso dire, la continuazione di questo evento, di quest'oggi. Allora cerchiamo di fare sintesi così ricordiamo. Io sono Mimmo Vita con Andrea Pezzuolo e con Massimo Pezzuolo e con Andrea Salvagnini per il Collegio dei Periti Agrari e Presidente del Collegio dei Periti Agrari di Rovigo, Presidente dei Dottori Agronomi Forestali di Rovigo. Noi siamo qui perché ci sono queste giornate, le abbiamo chiamate GIP, cioè l'acronimo di giornate per l'irrigazione di precisione. Ormai guardate, non c'è giorno più indicato di oggi di fare questo evento, perché qua veramente, non so se vedete, ogni tanto mi tolgo il sudore da dosso, penso ai colleghi che sono in campo. Qui abbiamo una trentina di ditte che siamo riusciti, grazie alla collaborazione di tutti, di riunire per portare l'innovazione, che in questa innovazione quella immediatamente utilizzabile, non l'innovazione che sarà, quella che è immediatamente utilizzabile da parte dell'imprenditore agricolo. Cerchiamo di approfondire appunto questi argomenti, un po' di centro, un po' di tramontana di Veneto Agricoltura e a Rosolina. Peraltro adesso sono le 11:33, siamo in diretta streaming, abbiamo messo in piedi, devo dire, un'organizzazione importante per portare a tutti voi l'informazione e soprattutto farla attraverso gli operatori. Quindi la domanda è: quali sono le difficoltà che trovate voi operativamente per innanzitutto lavorare? Per il fatto che forse sotto il Covid abbiamo avuto e avete avuto tutti dei problemi, ma lasciamola perdere, guardiamo avanti. Ecco, quali sono comunque le difficoltà che voi avete per portare questo contributo importante al settore primario? Le difficoltà sono quelle normali di prassi, no? Cioè portare l'informazione a un livello che possa essere recepito vuol dire che presuppone anche che ci sia un'organizzazione adeguata perché questo possa attecchire, possa funzionare. Noi a volte abbiamo una frammentazione aziendale che non ci aiuta, d'altra parte però una selezione naturale che è in atto. Ma questo però non ci deve creare difficoltà ulteriori, perché il nostro mondo è fatto di una storia, cioè ogni area ha una sua storia. E ogni prodotto, se ci pensate bene, ha una storia da raccontare. Tutto questo però messo insieme fa l'Italia, la differenziazione rispetto ad altri paesi, se vogliamo dire anche la sostenibilità di un ambiente, nasce proprio perché nella sua storia si è mantenuto negli anni. Tutto questo quindi non va eliminato, va aggiornato. La nostra differenziazione rispetto ai grandi gruppi, io non voglio fermare il progresso eccetera, però a me piace pensare che quando vado in un'area in quel prodotto nasce, cresce da 30, 40, 50 anni, perché lo devo standardizzare dei sistemi che magari qualcuno li importa da altri ambienti. A me piace pensare di essere, nella mia italianità, una storia diversa rispetto agli altri. Ecco, grazie Massimo. Allora Andrea, ovviamente anche voi, perché magari sto pensando, appena laureati, adesso darò un contributo importante, eccetera, poi fate i conti con la realtà. Beh, sicuramente questo è un fatto importante e determinante. Il fatto del contatto con la realtà e con la nostra situazione è sicuramente un elemento che nel tempo porta a valutazioni che sono necessarie. Oggi come oggi abbiamo una forte spinta tecnologica che però
fa fatica ad essere seguita da parte dei nostri, diciamo, dell'ambito agricolo, il che però non vuol dire che non ci siano le condizioni per poter sviluppare delle tecnologie. Le tecnologie vanno assolutamente perseguite e sviluppate, e lo sforzo è fondamentalmente quello. È sicuramente un momento di difficoltà, è sicuramente un momento anche di grande stimolo però, perché quello che è il patrimonio conoscitivo che abbiamo in questo momento, sia tecnico che tecnologico, è qualcosa che fino ad oggi non abbiamo avuto. Quindi su quello è uno scontro di elementi innovativi che deve essere fatto, cioè nel senso deve essere individuata esattamente quale sia la metodologia. Secondo me non è un problema di contenuti, i contenuti ci sono e sono fantastici, bisogna trovare la metodologia per il trasferimento, e questo è l'elemento fondamentale. Allora, grazie a voi, grazie anche per avermi recuperato il foglio importante, questa è la scaletta. Allora, io vi licenzio un attimo, vi congedo e chiedo a Stefano Barbieri di venire qua un attimo. Stefano Barbieri è chi, grazie a Massimo Pezzuolo e grazie ad Andrea Salvagnini. Stefano, allora, noi siamo a questo punto qui, adesso noi dobbiamo affrontare ancora altri argomenti, vero? Sì, la giornata è lunga sia nella mattinata ma poi anche nel pomeriggio. Nel pomeriggio poi vedremo dalle 2 circa in poi alcune prove di orticoltura, ci allargheremo lo spazio, non solo acqua e irrigazione ma tutte le questioni dell'innovazione orticola che è il cuore di questo centro, insomma, ecco. Benissimo, allora adesso io però devo chiedere alla regia come siamo coi tempi, se loro sono pronti, perché abbiamo un po' la scaletta un po', diciamo così, messa un po' sottosopra, allora quindi adesso stiamo cercando di recuperare, quindi vi do la linea per una decina di minuti circa, in modo tale che voi possiate seguire, cioè fare le aziende che avevamo detto, ecco, su cui ci eravamo concordati, e poi ritorniamo qui per una nuova pausa per poi andare verso la fine della prima parte.